Allora, oggi finalmente ci spostiamo verso il lago di Garda ed è una cosa che aspettavamo da un po', e io darei subito il benvenuto al sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dalcero. Benvenuto. Grazie, buonasera, buongiorno a tutti. Allora Giovanni, è un piacere averti qui perché appunto con te entriamo veramente nella zona del lago, perché insomma del Garda, Castelnuovo del Garda la dice lunga, su dove ci troviamo. Allora Giovanni, classe 1977, sindaco di Castelnuovo del Garda dal 2019, quindi insomma qualche anno ce l'hai già, sì, diciamo alle spalle. Io vorrei iniziare subito con la mia domanda di rito ai miei ospiti. Oggi sei sindaco, sei avvocato, ma qual era il lavoro dei tuoi sogni quando eri piccolo? Allora, quando ero piccolo il mio sogno era di fare il veterinario. E io ho sempre vissuto in campagna, adoro gli animali, li adoro tuttora, e quindi vivevo in mezzo agli animali, e quindi per me il sogno era fare il veterinario. Dopo sono andato invece alle scuole, a scuola ho iniziato a difendere qualche compagno un po' più discolo, e da lì tutti: ma perché non fai l'avvocato? È giusto che tu faccia l'avvocato. Ecco. Da lì ho iniziato i miei studi di giurisprudenza e sono diventato avvocato. Però mi è rimasta la grande passione per gli animali. Beh, insomma, è una bella cosa, però sei proprio saltato di palo in frasca. Sì, completamente. Beh, però anche fare l'avvocato, diciamo, è una vocazione che ti arriva da quando eri piccolino, di fatto. Sì, dalle scuole, facendo il rappresentante di classe, poi il rappresentante di istituto, ogni volta così che si inizia. Prendevo la parola e cercavo di difendere qualcuno, e quindi i primi insegnanti, i primi professori faresti bene a fare l'avvocato, e quindi ho studiato in giurisprudenza e poi ho scelto la professione. Ecco, un'altra cosa che secondo me ti caratterizza al massimo è che tu penso sia il tifoso numero uno dell'Hellas Verona, o no? Tra i sindaci magari. Allora, l'Hellas Verona è una passione incredibile. Ti racconto solo questo aneddoto: mentre mia mamma stava partorendo, mio nonno, invece di essere in ospedale, era lì a festeggiare con i giocatori del Verona la nascita del suo primo nipote. Con mio papà dall'84-85 siamo abbonati all'Hellas Verona, andiamo in curva insieme, ed è un rito proprio anche familiare mio e suo, certo, che portiamo avanti, quindi una cosa veramente. Poi da quando il Verona si allena a Castelnuovo del Garda, a 300 metri da casa mia, vabbè allora abbiamo chiuso un cerchio, ecco. Mi sembra giusto. Senti, ma è una passione che hai passato anche le tue figlie? Sì, ho passato anche le mie figlie. Dopo, diventando un po' adolescenti, non sono più arrivate allo stadio come, ma quella media, Camilla, veniva addirittura allo stadio con me. Però adesso spero che Elisabetta, che ha 2 anni e mezzo, magari bisogna instradarla bene. Sì. Subito, da finché è piccola. Senti, ma altri hobby ce li hai? Sì, allora io sono una persona che vive di passioni, e quindi a me piace veramente appassionarmi di tantissime cose. Adoro la montagna, adoro sciare, adoro andare a fare le camminate in montagna, perché per me il rapporto con la montagna è qualcosa di incredibile. Dall'altra parte anche il mare, quindi l'acqua mi attrae. Quando io vedo l'acqua mi devo infilare la maschera, il boccaglio, le pinne, e andare a vedere cosa c'è sotto, perché sotto c'è un mondo stupendo. Quindi, ma anche nel lago, oltre che al mare? Anche nel lago, solo che è molto più fredda l'acqua del lago. E anche dalle mie zone un po' torbida, ecco, però nell'alto lago, in alcune zone anche del Bresciano, si possono fare delle immersioni e anche riuscire a vedere veramente delle particolarità della natura, meraviglie. Hai preso anche il patentino magari per fare? Non ancora, ma è il mio prossimo obiettivo. Il mio prossimo obiettivo qua lo diciamo. Sì, quest'estate fare una prova. Nell'unica settimana che andrò in vacanza all'isola d'Elba voglio fare una prova, e poi prendermi il patentino. Insomma,
quello che mi manca è il tempo. Guarda, è un problema comune a tanti tuoi colleghi questo, immagino sia diciamo quello che comporta chiaramente amministrare un comune. Senti, ma dicevamo prima appunto hai 3 figlie femmine, quindi casa tua comandano le donne? Sì, se poi ci aggiungi mia moglie, mia mamma e mia suocera, sono in 6 e io quindi parlo in comune, per quello faccio l'avvocato e il sindaco, così almeno in così comune, poi sì, mi sembra giusto. Ti assicuro che con 6, quando siamo in 6, poi magari mio suocero e mio papà se ne vanno da qualche altra parte e quindi, però dai, è molto bello. Beh, women power, sì, come si dice. Io da figlio unico ho voluto invece che le mie figlie avessero dei fratelli o delle sorelle, in questo caso sono tutte delle sorelle, ed è un regalo che ci siamo sentiti di fare come famiglia loro, perché l'amore che si ha fra fratelli e sorelle è un qualcosa di indescrivibile, ecco. Quindi sono molto contento che loro 3 crescano insieme, ecco. Senti, ma da papà ti manca il figlio maschio? No, potrei dirti di no, nel senso che è ovvio che una diversità sarebbe stata gradita, però noi, io e mia moglie abbiamo sempre detto che siano sane, e quando noi vediamo sane, che crescono, che sorridono, contenti, per noi è il massimo. Quindi tempo ormai non ce n'è più, anche se fosse per me, però a 46 anni fare un'ulteriore pazzia e fare il quarto mi sembra un po' eccessivo, ecco. No, beh, chiaramente. Senti, ma visto che Castelnuovo, tra l'altro, oltre a essere un bellissimo comune, ha anche Gardaland, attenzione, perché insomma è sul vostro territorio. Ecco, quante volte ci sei andato tu a Gardaland? Allora, da bambino sempre. Cioè era normale, noi parco giochi. Sì, perché Gardaland, quando io ero piccolino, era proprio finita la scuola, si andava a Gardaland, perché la maggior parte dei genitori, dei miei amici lavoravano all'interno di Gardaland, ecco. Quindi ci andavi sempre. Poi adolescente, grande, un po' di meno, adesso ci sto tornando con le figlie. Adesso quelle 2 più grandi vanno da sole, la piccolina adesso dobbiamo accompagnarla, quindi molto volentieri torno a Gardaland. Ecco, Gardaland è una parte di Castelnuovo, è una parte di noi, ci ha fatto tanto crescere come comune, certo. E abbiamo noi accompagnato anche la crescita di Gardaland in questi anni. Senti, ma fai anche le montagne russe? Sì, perché devo dimostrare alle mie figlie che Oblivion, Raptor si possono fare, si devono fare insieme, ecco. Quindi non posso essere papà pauroso, papà che, guarda, che l'ho chiesto per sicurezza, ma immaginavo. Attrazione preferita ce n'hai una? Raptor è quella che mi piace di più, perché sono è più completamente completa, d'accordo. più completa. Sono d'accordissimo. Senti, chiudiamo questa prima parte, Giovanni, con una domanda personale. Una cosa che secondo te la gente non sa ancora di te? Tuo tratto, un qualcosa, una caratteristica? Allora, che so guidare il trattore. Io ti dico questo perché la gente, soprattutto chi mi conosce da poco, mi si vede sempre in giacca e cravatta, mi vede che sono avvocato, ma io nasco e cresco in campagna, e quindi soprattutto nei primi anni della mia vita, ma anche negli anni in cui ero studente, vendemmiare, raccogliere le olive, andare, perché i miei genitori, mio papà aveva le mele, le pere, le actinidie, cioè i kiwi, quindi io sono nato e cresciuto in campagna, e quindi so bene quanti sacrifici si fanno, quanto è rischioso quel lavoro, ma quanta anche soddisfazione ti può dare, perché vedi fiorire e poi nascere questi frutti che poi raccogli, quindi è il massimo, e la bontà anche di raccogliere direttamente dalla pianta e poi mangiarli, che è una cosa di strepitosa. Beh, hai fatto veramente tutto comunque. Sì, diciamo che non mi sono annoiato. Hai vissuto 1000 vite praticamente. Sì, perché la vita da ragazzino a Castelnuovo, a Cavalcaselle per l'esattezza, poi 5 anni li ho passati qui in centro a Verona, perché sono andato a vivere con mia nonna che era vedova, e quindi l'università l'ho fatta qua insieme a lei, quindi questa unione anche con la mia nonna materna, e dopo sono ritornato quando ho avuto famiglia sul lago di Garda, a Cavalcaselle, perché chi nasce sul lago fa fatica ad allontanarsi dal lago. Posso immaginare il perché. Senti Giovanni, abbiamo concluso questa prima parte, andrei avanti con le voci dei tuoi cittadini. Abbiamo chiesto ai residenti di Castelnuovo quali fossero le critiche, le migliorie che si possono apportare in comune. Ti dirò, non sono tante, quindi di questa puoi ritenere già una vittoria. Andrei subito con la prima. Poca illuminazione, soprattutto in orario serale. Adesso qua partirà un bel timer di 2 minuti, a te la parola.
Allora, condivido questa critica, nel senso che abbiamo un impianto di illuminazione obsoleto che deve essere sicuramente migliorato e modificato e implementato. Allora, cosa stiamo facendo come amministrazione? Come amministrazione stiamo cercando un partenariato pubblico-privato in cui a lungo termine si vada a proprio modificare e cambiare tutte gli impianti di illuminazione ormai obsolete. Quindi questo è quello che noi stiamo facendo. Mi auguro già a fine giugno di avere un'idea completa della situazione di Castelnuovo del Garda, e poi a ottobre-novembre già che i cittadini possono vedere le prime migliorie. Perché primo per una questione di sicurezza che anche nel momento buio, cioè nel momento in cui spendavamo veramente troppi soldi di illuminazione pubblica, non me la sono sentita di spegnere alcune vie, proprio perché spegnendo la luce avrei creato più pericolo per i miei cittadini. E secondo, perché un ambiente ben curato porta anche i cittadini, i turisti a tenerlo sempre meglio e anche a viverci meglio. Quindi noi dobbiamo riuscire a portare Castelnuovo del Garda anche nelle piccole cose dell'arredo urbano, sempre migliorarle, perché si può sempre migliorare per i nostri cittadini. E poi abbiamo la fortuna di avere 1 milione circa di presenze turistiche e anche per i turisti, quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi ecco, c'è tanto da lavorare. Assolutamente. Una seconda critica invece riguarda le attività commerciali. Diciamo che c'è poca scelta, cioè se uno vuole andare a farsi una passeggiata tra i negozi di Castelnuovo trova poca scelta, bisogna andare alla Grande Mela, che però chiaramente è un centro commerciale. Sì, anche questo è corretto. La vicinanza dei centri commerciali ha portato purtroppo alcune attività del paese, anche storiche, a chiudere. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo da un lato valorizzare queste attività, quindi ad esempio andremo adesso a premiare le botteghe storiche, proprio con una targa che metteremo fuori con le botteghe che è anni che ci sono a Castelnuovo del Garda. Abbiamo aderito ai distretti del commercio insieme a Sona e Soma Campagna, e questo ci dà l'opportunità di ricevere dei finanziamenti che poi noi possiamo a nostra volta investire sul territorio, e dobbiamo dall'altra parte anche continuare il dialogo con le varie attività commerciali per far capire che prodotti magari di nicchia o qualcosa di particolare possono ancora attirare non solo i nostri cittadini ma anche i turisti, e quindi dare la possibilità di avere un futuro a questa attività. Faccio un esempio: se vendi bottiglie di plastica di acqua chiudi domani mattina, però se invece hai un negozio in cui puoi degustare i prosciutti o i formaggi del territorio, a quel punto lì sia il cittadino ma anche il turista può venire nel tuo negozio. Quindi io sarei per l'idea di rivitalizzare i centri storici, perché i centri storici è importante, quindi bisogna riuscire a portare anche i turisti in centro storico, quindi valorizzando la storia e la cultura del nostro territorio, e quindi creare un circolo virtuoso. Ecco, chiudiamo con l'ultima critica che riguarda invece la poca inclusività che è stata riscontrata dalle famiglie magari che si sono trasferite da poco tempo, quindi nei confronti degli altri residenti. Ecco. Allora, questa è la grande sfida che abbiamo, nel senso che Castelnuovo del Garda in pochi anni è raddoppiato. Adesso siamo a 13.300 abitanti, quindi quando io ero piccolino secondo me eravamo 5-6.000, quindi è veramente si è ingigantito. Perché è attrattivo soprattutto per la vicinanza al lago, ma per i servizi che può offrire. Ad esempio le scuole è un servizio che offriamo e che tante persone ci ringraziano per la professionalità e anche la passione che ci mettono, e quindi vengono a abitare a Castelnuovo. Adesso cos'è? Che queste famiglie devono essere progetti inclusivi con le famiglie già residenti, e quindi continuare non solo con le scuole ma anche con attività. Cos'è che dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare nella comunicazione, dobbiamo insistere perché se il comune o altre associazioni fanno delle attività culturali o storiche o serate, quant'altro, deve arrivare questo messaggio a tutti. Perché se arrivando a tutti, quindi non basta il passaparola, perché tante persone partono la mattina presto, vanno a lavorare e tornano a Castelnuovo la sera, e quindi bisogna trovare un altro sistema per includerli, perché quelli che dopo si integrano, allora a quel punto diventano anche presidenti di associazioni e ci danno quel valore aggiunto di cui noi abbiamo tanto bisogno.
Ecco, però Giovanni, adesso abbiamo concluso le critiche che, voglio dire, insomma, poche e mirate, ma tanti apprezzamenti. Ecco, questa è la cosa, diciamo, la ciliegina sulla torta, perché hanno detto tutti che è un paese tranquillo in cui non manca nulla, tante attività culturali e sportive, la vicinanza di Gardaland che è valutata come un plus, quindi una cosa positiva, come dicevi prima, insomma, ha aiutato chiaramente la crescita di Castelnuovo e viceversa, e le piste ciclabili ben sviluppate. Beh. Quindi direi che come amministratore ti puoi ritenere soddisfatto, sì, o no, Giovanni? Molto soddisfatto, però sempre pronto a migliorare. Sempre pronto a migliorare, perché anche nelle piste ciclabili si può fare ancora di più. Certo. Si può, allora, quello che io vorrei è proprio avvicinare il centro storico di Castelnuovo del Garda al lago, e quindi dare anche la possibilità di andare verso il lago in sicurezza con la bicicletta. Certo. E unire anche le varie frazioni, perché come ben sai siamo in sei frazioni, cioè Castelnuovo, Cavalcaselle, Camalvecino, Oliosi, Ronchi e Sandrà, e quindi anche l'unione fra le varie frazioni, perché come sai l'unione fa la forza. Assolutamente quindi... sì, assolutamente sì. Allora andiamo avanti, concludiamo con quest'ultima parte dedicata invece al tuo ruolo istituzionale. Io vorrei chiederti subito perché sei voluto diventare sindaco. Passione, la bellezza di potersi prendere delle responsabilità. Se una persona è fortunata e può prendersi delle responsabilità, sa che qualcosa può cambiare, e quindi questa è stata la molla che mi ha fatto dire buttati in questa esperienza. E ci vuole tanta passione, tanta voglia di stare in mezzo alla gente, e sogni, lungimiranza e la voglia proprio di dire posso cambiare. È difficile, c'è tanta burocrazia, ci sono tante difficoltà. Tu pensa che da quando sono sindaco è arrivato il Covid, e poi è arrivata la guerra, e poi il calo delle bollette, e poi la siccità sul lago di Garda, cioè a un certo punto le hai vissute tutte situazioni peggiori, l'invasione delle cavallette, e poi è arrivato tutto, però ecco, tante difficoltà, però vedi che se ti impegni riesci anche a dare qualcosa e anche a migliorare. Assolutamente. Ma quindi pensi già a un secondo mandato? Visto che c'è questa passione. Sì, io ce l'ho qui, che quei 2 anni di Covid hanno congelato un po' una situazione, e quindi se i cittadini di Castelnuovo lo vorranno, perché sono loro che decidono. Certo, assolutamente. Io vorrei fare il secondo mandato, perché ci sono tante cose da portare a termine, ci sono tanti progetti, dalle scuole al Parco del Lago, a tutta la situazione museale, a tutte cose che le ciclabili, le implementazioni di piani sportivi. C'è tantissimo da fare. Ho la fortuna di amministrare un comune meraviglioso, che è ancora una tela bianca che tu puoi ancora colorare come vuoi, quindi è veramente sono fortunato. Insomma, vedo tanta passione, effettivamente. Senti, la zona del cuore di Castelnuovo, Giovanni? La mia zona del cuore? Sì. Allora io ti direi il Colle San Lorenzo. Il Colle San Lorenzo, la Madonna degli Angeli a Cavalcaselle è il mio posto del cuore, perché lì io mi rifugiavo fin da piccolo, guardavo il lago da lì. Qualcuno dice che addirittura Dante da lì abbia visto e abbia descritto Peschiera bello e forte arnese da quel posto lì, ma era un luogo in cui la popolazione di Cavalcaselle si radunava nel momento anche delle difficoltà, ma soprattutto ha fatto partire una fiera millenaria, che è quella che è l'antica fiera di Cavalcaselle, che non si sa neanche da quando sia iniziata. Sicuramente è dovuta alla transumanza, quindi era un mercato di bestiame che a novembre faceva incontrare tutte queste popolazioni, e ancora oggi bresciani, mantovani, veronesi si incontrano lì e fanno delle giornate di festa, quindi quello è il luogo mio del cuore. Ecco, e chiudiamo con un'ultima domanda, Giovanni. Se dovessi, anche questa è una domanda che faccio a tutti i miei ospiti, se dovessi vendere, invitare turisti o anche gente che vuole venire a vivere a Castelnuovo, come la descriveresti? Cioè com'è che la venderesti? Allora, come la venderei? Castelnuovo del Garda ti offre tantissime opportunità, cioè tu arrivi a Castelnuovo del Garda e lì, a seconda dei tuoi gusti, li puoi anche soddisfare, nel senso che sei una persona che ama la cultura, di cultura ce n'è tantissima, che ama la storia di Castelnuovo del Garda
è veramente ancora da valorizzare. Adesso riporteremo la bandiera di Oliosi nel suo luogo, nello spazio museale di Oliosi, che è una parte del risorgimento italiano, ma ci sono tante importanze, quindi la storia, la cultura, è un posto dove far crescere la tua famiglia in serenità, in tranquillità e con i servizi che hai. Oppure, non ricordiamo, il turismo enogastronomico, che lì tra mangiare bene e bere bene ti puoi sbizzarrire. E non ti ho detto del lago, perché lo do per scontato, avendo 3 lidi, uno arriva e c'è tutto il lago di Garda, la vicinanza con Garda, la vicinanza con il golf club, la vicinanza con tutto quello che ti può offrire. Quindi è probabilmente un centro da cui partire e fare quello che tu ritieni più opportuno. Quindi ecco, questo è il mio modo di vendere. L'hai venduta bene, ti devo dire, è venuta bene. Io allora a questo punto ti ringrazio per essere stato mio ospite, è davvero un piacere. Grazie a te. In bocca al lupo, insomma, per il futuro, come sempre. Grazie mille di cuore, grazie. Alla prossima. Grazie.